Ciao imbruttiti, oggi sono a San Giuseppe Cassola in provincia di Vicenza e oggi vi racconto la storia di una persona che farà emozionare e riflettere in tanti. Sono qui con Stefano Geller, lui ha 47 anni, è bassanese, è afflitto dalla distrofia faccio-scapolo-omerale, che è una malattia degenerativa che porta alla totale immobilità. Lui convive con questa malattia fin da piccolo. Ora è costretto con respiratore sia di giorno che di notte. Praticamente tutta la sua famiglia è afflitta dalla stessa malattia perché è una malattia che si trasmette geneticamente. Lui è arrivato a un punto dove necessita assolutamente di uno dei principi base dell'essere uomo, la dignità. Sentite la sua storia. Come la vivi la tua malattia? Andando a trovare mia mamma e vedendola in quelle condizioni so già cosa mi aspetta, quindi diciamo ormai sono cosciente di cosa mi succederà se prima non sceglierò di andare a praticare l'eutanasia in Svizzera. Come fa una persona ad avere la forza di questa consapevolezza? Ormai a 47 anni, insomma, uno ha maturato la forza della da mia sorella, per dare forza a mia sorella e a mia mamma. Non temo niente a nessuno. No, proprio Veneto, Sì, quello sempre. il carattere è quello, insomma. Dai, rimorso, rimpianto forse quando ero più giovane che stavo relativamente meglio, quando uscivo tanto mi rendo conto che è meglio uscire anche affrontando le persone, la gente, i giudizi. Amo stare in compagnia, mi piace anche la musica house, techno, mi piace la natura, gli animali. In vita mia, a parte da bambino, sono più di 30 anni che non faccio una vacanza, assolutamente. E dove vorresti andare in vacanza? Il mio sogno fin da bambino è andare a New York. Sì. Quello è il sogno della mia vita, proprio. Com'è la tua giornata tipo? Mi alzo mattinata tardi, poi la passo qua nella mia stanza davanti al computer fino a che non viene ora di andare a letto la sera. Mi dicevi che tu sei tecnico informatico? A 12 anni già ho iniziato a usare il computer, poi ho finito le scuole medie, ho fatto dei corsi di informatica. Tu sei contento di essere nato? Contento è una parola grossa. Avessi potuto scegliere direi di no. Uno che non ragiona non si rende conto di tutto quello che lo circonda e di come vivono gli altri, ti rendi conto di tante cose anche negative avendo la testa che funziona, ecco. Una cosa che io credo molto fermamente nel diritto di scegliere quando morire, quando si ha una situazione così grave che non si riesce più a vivere dignitosamente. È una cosa molto personale, poi ognuno fa conto con se stesso, con la sua dignità. Ho pensato in questi ultimi 2 anni molto spesso e ho anche contattato l'associazione Dignitas in Svizzera. Mi hanno detto tutta la procedura, quanto costa, cosa bisogna fare. Se dovessi dare un consiglio agli altri, Di valutare meglio i propri problemi, quindi non andatasi per problemi magari futili e di andare sempre avanti, perché sono una persona che mi piace molto ascoltare gli altri e non perché io ho un problema grave che gli altri non ce l'hanno, ognuno ha i suoi e mi piace aiutare gli altri a risolvere i loro problemi. Stefano Geller è un uomo forte ma anche molto sensibile. per chi volesse dare un aiuto economico a Stefano per la sua assistenza, per chi volesse aiutarlo a realizzare il sogno del suo viaggio a New York, per chi volesse solo venire qua a trovarlo, contattarlo, dargli un momento di amore, perché è quello che lui cerca, ma è quello che cerchiamo tutti veramente, può scrivermi sui messaggi privati oppure può contattare direttamente lui nel suo profilo. Non so se c'è sinceramente qualcosa dopo la morte.
però sicuramente toglierà tutte le sofferenze da quando ero vivo, ecco. Quindi la affronto abbastanza serenamente da questo punto di vista. Il mio futuro lo vedo che mi basta che mia sorella e mia nipote abbiano tutto quello che gli serve. Diciamo che vivo la loro felicità come la mia, ecco. Vedrò cosa fare prima di arrivare allo stadio che è mia mamma, ecco. E credo che voglio darmene prima di arrivare a quel tutto là. E tu vivi qua da solo? No, vivo con una badante, però ha delle ore libere e purtroppo non ho modo di pagare quelle ore lì e quindi sto da solo. Ho usato un po' di risparmi con l'aiuto di mia sorella, che a sua volta anche lei delle difficoltà. Non hai una pensione tua? Sì, però non basta assolutamente per avere un'assistenza H24, weekend festivi. In tutto prendo 1.800 euro con gli aiuti che mi dà la regione. Che mio papà è morto 4 anni fa e mia mamma, anche lei con la mia stessa malattia. Infatti io e mia sorella l'abbiamo ereditata da lei. Un rapporto conflittuale con mio papà, insomma. Probabilmente che lui aveva il peso di aver messo al mondo due figli malati come l'ha avuto anche mia mamma. Infatti si sente molto in colpa mia mamma. E tu che colpe le dai? Beh, ci sono stati dei momenti di rabbia che gli ho dato delle colpe, però adesso le cose che succedono, scelte di vita, sicuramente lei ci ha messo al mondo con tanto amore. Scusa.